strada dopo. No, qui. Fai quello che si deve fare. Basta che non dica. Buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio da Veronica Pisano, cantante folk sarda, e da Maurizio Gastaldi, polistrumentista, compositore. Ora si sta preparando Maurizio, lo lasciamo preparare. Io nel frattempo vi leggo una brevissima poesia di Miriam Scasseddu, I cerchi nell'acqua, con la prefazione di Maria Luisa Spaziani, con la produzione della Bastogi Collana di poesia Il Capricorno. Attenzione, è una cosa importante, un libro molto importante. Ecco, Miriam Scasseddu è nata a Cagliari, dove attualmente vive. Si dedica professionalmente alla pittura e alla scultura, ha esposto in Italia e all'estero, ottenendo riconoscimenti e premi. Le è stata conferita la medaglia d'oro della Camera dei Deputati per le arti figurative. Le sue opere sono esposte in musei e pinacoteche. Numerose sono pure le riproduzioni riportate in libri d'arte. Illustrazioni di diversi libri portano la sua firma. Composizioni poetiche di Miriam Scasseddu sono presenti in antologie e su riviste specializzate. Ciao Pierriccardo Di Girolamo, finalmente. Ecco, adesso vi leggo la poesia di Miriam Scasseddu. Invece Maria Luisa Spaziani, colei che le scrisse la prefazione, Maria Luisa Spaziani, andate a cercarla anche su internet, era la moglie di Eugenio Montale. Eugenio Montale scrisse questo di lei. La raccolta di Miriam Scasseddu, poesie non disperate ma di forte accento drammatico, si apre con alcuni versi significativi, una piccola poetica dove già si annuncia la sua voce, il suo credo, dove squillano consapevolezza creativa e coscienza del pericolo. Poesia come lotta, una soave lotta di metafore che talvolta si apre all'idillio, ed insieme con un continuo dramma per opporsi al negativo, allo spurio, all'inerte. Così Michelangelo doveva scalpellare via dal blocco quel duro di più perché la statua uscisse perfetta dalle sue tenebre, eccetera, eccetera, perché questo è il coso che c'è dietro. No, non ci può essere tutto. Miriam Scasseddu sarà presente nelle future antologie dove un occhio sensibile e attento la vorrà storicizzare, vorrà farla uscire dall'atmosfera chiusa e isolana dove finora la sua voce è stata relegata. E ora vi leggo proprio una poesia piccola e poi cantiamo subito Sa disisperada, che ci sta proprio bene con queste poesie. La tua risata, come acqua da una caraffa, la mia risata gorgoglia appena. La tua prorompe dalle viscere, sguazza. Preferirei sentirla modulata, balzare tra i verdi e i gialli dei cespugli, cogliendo le ghiotta rosse bacche. Sentite com'è fluida, bellissima, Era molto breve come promesso. Ed ora passiamo al nostro brano tradizionale sardo. Mettete un like al video, iscrivetevi al canale, mi raccomando, vi ringrazio perché sta crescendo. Siamo un numero di nicchia, meglio pochi che meglio, come si dice Maurizio, meglio pochi che male accompagnati, giusto o no? Come si dice? Meglio pochi che male accompagnati. Bene, Sa disisperada. Tonalità come siamo qua? 5. Pochi ma buoni, giusto?
il Riccardo. Maurizio, ma No. non lo sai questo detto? No, ah, sì. Meglio pochi ma buoni, ha ragione Ah, Pier e l'altra Riccardo. era meglio soli. Meglio Abbiamo soli. abbiamo mischiato due detti. Vai Meglio Maurizio. soli che meglio soli. Sa così. disperata, vai. Fizzos míos, partidos partidos prosperare antera mas estos cánticos con amor de penas e petti de ognuno consolo pesante poche rondine simbolo torra de Dio ai suoi pena torra de Dio ai suoi pena ai pena ai che sole bello e limpidas eras mas si despuesas sintas serás mas si despuesas sintas serás. Bene, grazie per l'attenzione. Vado a leggere i vostri messaggi adesso perché li ho letti ma da lontano. Buon pomeriggio Veronica e Maurizio, ricordo di Gerolamo, pochi ma buoni si dice, sì, pochi ma buoni, bravissimi. Fabrizio Lai, ciao anche Fabrizio Lai. Bene, adesso chiudiamo questa live e ne apro un'altra per cantare Sagalluresa, quindi facciamo una doppia live. Non la faccio qui perché altrimenti devo tagliare il video e non ho tempo dopo.